Buongiorno dal TG1, un ponte collassato, una strage sfiorata, crollato questa mattina il viadotto sul Magra al confine tra Liguria e Toscana. Solo 2 i mezzi coinvolti, fortunatamente lievemente feriti 2 conducenti. Gli abitanti accusano, avevamo segnalato crepe nella struttura. Il servizio di Caterina Proietti. Crollato come un castello di carte, pezzo dopo pezzo. Prima il boato, poi il ponte di Albiano si è adagiato sul letto del fiume Magra in un'enorme nuvola di polvere che lo ha avvolto. In quel momento stavano transitando 2 furgoni, una giornata di sole sprofonda nella paura. Ditemi che non c'è nessuno qua nel ponte di Albiano, che è appena caduto il ponte. Qualcuno racconta anche di un forte odore di gas. È venuto giù tutto il ponte, c'è odore di gas. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro con i sommozzatori e le squadre USAR. L'area è molto vasta e subito 3 testimoni. C'è chi parla di un disastro annunciato. Ponte di Albiano, ci se lo aspettava, Una crepa nei mesi scorsi aveva allarmato i cittadini, tanto che il comune era dovuto intervenire rassicurando sulla tenuta della struttura. L'ANAS, a cui spetta la manutenzione, aveva inviato dei tecnici per un sopralluogo. Tutto ok, era stato l'esito dell'intervento. La vistosa spaccatura sull'asfalto era emersa dopo le forti piogge di novembre, ricoperta con uno strato di catrame. Non se ne era più parlato. Ora andiamo in diretta con Albiano, dove c'è Federico Simonelli. Federico, a te. Sì, lo vedete alle nostre spalle il ponte, un ponte lungo, sono più di 300 metri, è completamente collassato intorno